Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati cari amici delle stelle, anche in questo venerdì nel nostro appuntamento con l'oroscopo di Radio.0. Anche in questo 2 aprile andiamo a sentire cosa ci dicono le stelle oggi. Amici dell'Ariete, la settimana lavorativa si conclude all'insegna della progettazione. Sembra che i tempi siano maturi e presto avrete riscontri appaganti e concreti. Con la forza che nasce dalla sicurezza in voi stessi, lasciate senza indugio la strada vecchia per quella nuova. Toro, pur senza essere spettacolare, la giornata avrà il pregio di indurvi alla necessaria riflessione. Non abbiate paura di quello che potreste trovare. Ore produttive per il lavoro di routine, ma fonte di ansie per le finanze. Anche gli investimenti sono in stand-by. Gemelli, Marte e Nettuno antagonisti della Luna generano un clima incandescente nella professione, offrendo agli interlocutori l'appiglio per rimproverarvi. Umore instabile, nervi a fior di pelle. Possono essere queste le conseguenze di rivalità ed incertezze. Cancro, venerdì proficuo per quanto riguarda la carriera, siete ambiziosi quanto basta e abbastanza scaltri da non sottovalutare la concorrenza. L'intesa con gli altri è scorrevole, momento perfetto per fare pace con una situazione o una persona del passato. Leone, con la sosta della luna in Sagittario il sole continua a splendere, sarete sicuri di voi stessi, fiduciosi e dinamici, un po' più di cautela invece con l'alimentazione. Non vi lasciate sfuggire un'occasione per inoltrare le richieste che più vi stanno a cuore, quindi un applauso a voi. Vergine, giornata ricca nelle vicende affettive, l'immaginazione vi gioca un brutto scherzo, rientrate alla base e rimettete la logica al suo posto. Una telefonata potrà confondervi le idee, cercate di non rimurginarci troppo e disponetevi ad aspettare. Bilancia, la luna reca in dono vitalità e buon umore, approfittatene per portare a buon fine ciò che avete in sospeso. Notizie che aspettavate da tempo sono adesso in arrivo. Risentite un amico perso di vista o escogitate un programma effervescente per la serata con i vostri cari. Scorpione, la vostra profondità di giudizio, l'eloquio incisivo e la capacità di ascolto sono le doti migliori per ottenere dei risultati in un colloquio di lavoro. Grazie all'intraprendenza più smagliante del solito si concretizza per voi la possibilità di ottenere ottimi risultati. Sagittario, la luna nel segno incontra il favore di astri che vi rendono euforici, nuovi amori decollano, nelle amicizie filate con il vento in poppa. Prove insoddisfacenti invece in famiglia, a cui dedicate scarse attenzioni, vi sentite affaccendati in tutte altre faccende. Capricorno, per il conseguimento dei vostri obiettivi rendetevi disponibili ad assumere altri oneri, siete pieni di energie pronti per la scalata al successo. Le questioni economiche promettono bene, potete pianificare degli acquisti anche più importanti. Acquario, la luna e Giove fanno splendere questo giorno, contatti con amici che vivono lontano e speranze ben fondate di potervi presto riabbracciare. Nuove conoscenze anche nel mondo online con persone straniere, giornata di novità e progetti insoliti anche un po' più arditi. Pesci, la voglia di evasione si scontra con una serie di imprevisti e di tensioni con l'ambiente, segnali di malcontento dal partner e anche dai vostri cari. Non concentratevi su faccende di scarsa rilevanza, al momento ci sono situazioni professionali importanti tutte da risolvere. È tutto quindi per questo venerdì dalle stelle di Radio.0, vi auguriamo una buona giornata e naturalmente buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0